Proporre una centrale nucleare a Marghera, a pochi chilometri dalla Basilica di San Marco, in un luogo unico come la Laguna di Venezia, è davvero un'arma di distrazione di massa sui fallimenti della giunta Brugnaro. È una proposta ingiusta, irricevibile, perché Marghera non può essere la discarica di tutto ciò che viene considerato inquinante o pericoloso, e ha invece bisogno di un progetto di rilancio. Dello stesso parere è anche Luana Zanella, parlamentare per Alleanza Verdi e Sinistra. L'energia nucleare, lo abbiamo spiegato anche al ministro competente, costa molto di più. Deve finanziare lo Stato dove si rifà o sulle tasse o sulle bollette. E quindi, avendo la possibilità di avere energia pulita come quella solare o eolica, non capisco perché andiamo in cerca di disgrazie. Non è un tabù, cominciamo a discuterne, sostiene Raffaele Speranzona, senatore della Repubblica per Fratelli d'Italia. Il centro-sinistra non digerisce questa proposta, ma devono capire prima una cosa. Che tutti gli italiani non digeriscono il fatto di avere un'energia che costa 3 volte quanto costa in Francia, 2 volte quanto costa in Spagna, e evidentemente agli esponenti di centrosinistra poco interessa, il costo dell'energia in Italia. Noi crediamo invece che anche quelle che sono le crisi internazionali, che hanno dimostrato quanto sia importante l'indipendenza energetica, ci spingano a lavorare perché l'Italia si doti di tutte le tecnologie utili ad avere in futuro una energia pulita, ma anche una quantità di energia sufficiente per permettere alle nostre imprese di essere competitive nei mercati globali.